Sulla vicenda Isaac e sul probabile, a un certo punto possibile e poi di nuovo improbabile passo indietro del CDA presieduto da Clemente Peserico, il gruppo consiliare Bassano Passione Comune chiede risposte, ma soprattutto un confronto immediato con la sindaca Elena Pavan. In questo caso forse la sindaca dovrebbe ascoltare le minoranze, dovrebbe ascoltare anche la città, perché visto che una volta la scelta è stata sicuramente sbagliata, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Noi ci auguriamo e chiediamo che venga aperto un piccolo tavolo di confronto con le minoranze e col Consiglio Comunale, perché possano essere nominate da questa amministrazione delle persone in grado di poter garantire un percorso che vada anche al di là di questa amministrazione che, lo ricordiamo, scade fra pochi mesi. Le minoranze chiedono dunque un dialogo, un confronto aperto con l'amministrazione, proprio quello, come sottolinea il consigliere Angelo Vernillo, che sarebbe mancato in tutti questi anni di governo Pavan. Tutti i temi importanti della città, non c'è mai stato un dialogo non solo con la città ma nemmeno con il Consiglio Comunale, ma pensiamo semplicemente alle questioni del piano Mar, pensiamo alla questione del Teatro Astra, pensiamo alla questione del Genius Center, dell'ex Polo Santa Chiara, pensiamo alla questione della viabilità. Tutti i grandi temi della città sono stati abbandonati da questa amministrazione o tirati fuori solamente come spot, come vetrine inutili che non hanno portato assolutamente a niente. Ecco, ci sono delle cose come l'istituzione dell'ISAC che è più importante rispetto a qualsiasi amministrazione,